anche il dottor Chris e lascio la parola per l'ultimo intervento prima delle domande all'avvocato Fogliata, avvocato penalista del Foro di Venezia e docente anche presso l'Università di Padova. Scusate, sono abituato a parlare in piedi. Devo dire velocemente che le relazioni che mi hanno preceduto in teoria rendono inutile il mio intervento, perché io sono abituato a un'estrema sintesi. I signori che mi hanno preceduto hanno trattato materie di loro competenza anche accademica, io invece insegno procedura penale, quindi esondo, ma da penalista sono abituato a trattare temi magari già arati dagli specialisti e che necessitano poi di un lavoro di sintesi, anche se per definizione parziale, nel senso c'è un'accusa, c'è una difesa e quindi la trattazione da punti di vista differenti. Perché, dicevo, renderebbe inutile il mio intervento? Lo renderebbe inutile perché, non me ne voglia l'amico Trabucco, ma mi pare che la risposta, mi corregga se sbaglio, definitiva alla domanda è che la riforma, nel titolo quinto, non risponde alle esigenze dell'autonomia. Possiamo sintetizzare così. E poi straordinario, veramente straordinario l'intervento del relatore che mi ha direttamente preceduto, perché con sapienza scientifica è andato al di là delle mie grezze disquisizioni. Allora, quando io dicevo brutalmente e creando reazioni, chi mi ascoltava di vario genere, che ora entro nel tema e parlo dei Veneti, che i Veneti sono prigionieri della sindrome di Stoccolma, che come loro signori sanno è l'innamoramento del carceriere nei confronti del carceriere. Credo che la schizofrenia abbia reso scientificamente molto meglio la visione del problema. Il mio titolo è Sovranità tra passato e futuro. Superiore ma non recognoscence è una definizione che della Repubblica Veneta viene data dai giuristi di inizi del XIV secolo, dove l'impero pretendeva ancora di estendere una propria sovranità anche sui territori della Repubblica Veneta, ma di fatto questo non accadeva più. Guardate che quel di fatto è importante, è il principio di effettività. Di fatto non accadeva più, i giuristi ne prendono atto, definiscono quindi il principio di sovranità dello Stato veneto, che ormai non può riconoscere nemmeno situazioni solo formali di sovranità al di sopra della propria. Del resto sovranità per definizione significa che al di sopra non vi può essere alcun tempo. Velocemente, Jacopo Figliasi nel 1793 scriveva Storia dei Veneti primi e dei Veneti secondi. Per lui i Veneti primi erano quelli che oggi noi definiamo i Paleoveneti, circa 1 migliaio d'anni, vado in sintesi molto breve, di storia di un popolo autonomo, ben definito, uno dei pochi dell'Italia, anzi forse l'unico di alcuni studiosi dell'Italia settentrionale, che lasci tracce di una civiltà autonoma, autoctona, con religione, con strutture sociali ben definite, e che non viene mai sottomesso dai romani perché fin dall'inizio scappa un rapporto i romani lo definivano proprio così, amicizia e non di fedus, quindi non di alleanza, ma di amicizia, che li lega probabilmente per ragioni legate al mito, che all'epoca era molto importante, perché come sappiamo sostituiva allo studio della storia la comune origine troiana, e comunque fa sì che i Veneti, fin dai tempi di Brenno, fin dal 390 avanti Cristo, intervengano poi nelle guerre puniche e così via, a fianco dei romani, accettano poi l'ingresso delle legioni non come conquistati, ma sempre come amici, per protezione dalle popolazioni galliche. Dopo il V secolo avanti Cristo vi è una lenta romanizzazione volontaria dei Veneti, che mantengono però delle caratteristiche. Volete sorridere? Tito Livio diceva che veniva canzonato a Roma per il proprio accento veneto, per dirne uno. E il colore azzurro era il colore dei Veneti nel Circo Massimo. C'era una caratteristica che rimane integra. Quando nel 476, come sappiamo, si cristallizza la caduta di Roma, la tradizione fa sì che già dal 421, 25 marzo del 421, in realtà sulle lagune sia nata una nuova realtà, che è quella di Venezia, la fondazione di Venezia, che non è Venezia come
spesso si tende maliziosamente a dire da soli, i veneziani sono una cosa, i veneti sono un'altra, una malizia furbesca che da 150 anni, 200 aleggia. In realtà i veneziani sono il prodotto dei veneti, perché sono, come sappiamo, popolazioni di Padova, di Oderzo, di Treviso, di Alpino, di Aquileia, veneti in senso ampio, oggi Aquileia come noto è friulana. E quindi è questa la costituzione di questa nuova realtà. Questa nuova realtà che dopo la quarta crociata nel 1204 è padrona del Mediterraneo. Dopo il 1204 voi sapete che lo Stato veneto, che ancora deve cominciare l'avventura in terraferma, possiede Cipro, tutte le isole dell'Egeo, praticamente tutta la costa dalmata, tutte le isole Ioniche, cioè in una dimensione di questo tipo. Io su questo anche vorrei farvi riflettere. Sono in Cadore, che amo moltissimo, ho la fortuna di avere qui una piccola dimora e la considero una mia seconda patria. E Cadore diventa formalmente parte di questa realtà nel 1420, dal 1420 al 1797. Con quale struttura? Allora, prima di tutto, voi facevate parte, dico voi amici del Cadore, di uno Stato, ripeto, che estendeva i propri confini dall'Adda all'Isonzo a Cipro. Quando quindi qualcuno vi dirà ma la vostra è storia regionale, rispondete la vostra è storia regionale. La nostra è una storia internazionale, perché il respiro che aveva all'epoca la Repubblica Veneta, chiedo scusa, ma l'Italia se lo sogna, se lo è sempre sognato dal 1861 in poi e se lo sognerà per sempre. Il respiro culturale, il respiro multietnico, il respiro geografico e la tolleranza verso i popoli. Il Cadore ha, come tutte le comunità che vengono a far parte della Repubblica Veneta, una grande fortuna, quella di vedere riconosciuti che cosa? I propri statuti. Lo Stato Veneto era uno Stato federale. Tutte le terre che venivano o conquistate e sono una minoranza o acquisite per dedizio, la maggior parte delle terre, Cadore compreso, vengono a far parte della Repubblica Veneta su richiesta di quelle terre stesse. Da Cattaro, oggi in Montenegro, che per 9 volte, dal 1390 al 1420, stesso anno del Cadore, chiede di far parte della Repubblica Veneta, al Cadore stesso. Sono terre che chiedono di entrare, perché c'è pax sociale, perché c'è ricchezza dovuta all'ampiezza del commercio, all'ampiezza di vedute mercantilistiche della Repubblica, artistiche. Un Tiziano non sarebbe mai nato senza il Cadore, ma non sarebbe mai nato senza Venezia. È una simbiosi unica che non è più stata riprodotta. L'arte e la cultura che hanno espresso i territori veneti attraverso la potenza della Serenissima e la ricchezza dei territori circostanti, ricchezza culturale, ricchezza di voglia di lavorare, non è il boom economico degli anni 60, è un antico retaggio, il nostro, è un antico retaggio. Tutto questo non vi sarebbe mai stato. Ebbene, da questa dimensione in cui un abile lavoratore del legno di queste parti, un boscaiolo, poteva ritrovarsi all'improvviso ad essere chiamato a lavorare nell'arsenale per costituire addirittura, come è capitato a metà del Cinquecento, 100 galee nel giro di un mese, e poi imbarcarsi nella flotta e vedere greci, e vedere dalmati, e vedere istriani, e vedere turchi, e vivere forse battaglie, forse semplicemente solcare i mari, imparare lingue e cultura e poi tornarsene a casa, arricchire la propria terra. Questa dimensione è una dimensione di grande spazio che all'improvviso crolla, 1797. E crolla per una realtà, quella francese dell'epoca, che invece ha una prospettiva sociopolitica completamente diversa. All'interno della Francia stessa la rivoluzione ha decretato la fine di tutte le realtà locali. La spedizione della rivoluzione contro la Vandea è una delle pagine più sanguinarie che la storia ricordi, 100.000 morti. La imposizione degli ideali della rivoluzione con la ghigliottina mi scandalizza che trovi ancora oggi così tanti ammiratori, professori universitari che non arrossiscono di fronte a un'esplosione di violenza senza pari nella storia, che fa sì che sorga da quella rivoluzione poi venga ghigliottinato un re e nasca un imperatore il quale farà altri 5 milioni di morti in Europa. Un imperatore il quale nega il principio di autonomia, rende tutti schizofrenici, l'ho imparato da te, ti ringrazio, e lo fa perché? Semplice, perché il primo a portare sui campi di battaglia 1 milione di uomini,
che prima non era concepibile, perché introduce la coscrizione obbligatoria, perché lui dice la guerra è fatta di tre cose: argent, 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 là della bella precisazione di Don Floriano, è giacobinissima. Uno è indivisibile e non si discuta, basta Provenza, basta Bretagna, basta Vandea, decidiamo noi dove? A Parigi. Chi? I borghesi che hanno preso il potere, gli intellettuali che hanno preso il potere, loro rappresentano la Francia, loro sono la Francia. E così sarà per chi copierà quel tremendo modello che poi ha dato vita agli orrori dell'8-900. E non è mica un caso, sapete. Oggi i costituzionalisti, sai che sono provocatore, non è rivolto a te, in generale, giocherellano facendo i giuristi, no? Ah, ma io parlo di diritto, come se le costituzioni non fossero politica, come se le costituzioni non fossero intrise di ideologia. E del resto dei banchi universitari ci si dice che la nostra è un compromesso cattolico-comunista con qualche spruzzatina di liberale. Questo è. E allora, guardiamo bene questa formula dell'articolo 5. Una è indivisibile, ma qui vi si vuol raccontare che dei signori nel 1948 hanno creato quello che voi chiamate il patto costituzionale per le generazioni a venire all'infinito. E non si discute, c'è scritto così. E quindi Gesetz ist Gesetz, la legge è legge, dicevano i nazisti. Gesetz ist Gesetz. E allora i nazisti si scusavano dicendo: noi abbiamo obbedito alle leggi, noi le abbiamo applicate. L'articolo 5 è una norma di libertà o è un instrumentum regni? No. È un instrumentum regni e si basa su, badate, un presupposto ideologico possente, che esista solo il popolo italiano. Non esistono i popoli italiani, non ci sono solo parte del corpo elettorale. Sono una porzione del corpo elettorale, è un presupposto ideologico, un dogma mentale che non viene superato nemmeno da noi nelle nostre case, non ci arriviamo. È come uno che volesse fare i 100 metri piani ma non è allenato, e ce la fa in 40 secondi, non in 15. Non ci si arriva a pensare una cosa diversa. Questi hanno inventato una situazione per la quale, se tu vuoi governare il tuo territorio, che ha 2000 anni di storia, l'unico Stato italiano mai calpestato dallo straniero fino al 1797, che ha insegnato diritto e arte a mezza Europa, noi dobbiamo chiederlo chi? Al Parlamento, perché il Parlamento rappresenta il popolo italiano. Chi se ne frega dei veneti? Chi se ne frega dei sardi? Chi se ne frega dei siciliani? Il Parlamento. Cioè, loro decidono a casa mia. E io mi sono abituato e sono diventato schizofrenico. L'ho imparato oggi. Sono diventato schizofrenico. E questi ragionamenti, che dovrebbero essere naturali, vengono chiamati provocazioni, vengono chiamati ragionamenti astratti, e invece sono naturali, sono principi di libertà. Qualcun altro si è inventato che il principio di autodeterminazione, la Corte internazionale di giustizia, che il principio di autodeterminazione è deciso loro, riguarda intanto solo i popoli sottoposti al colonialismo, no? C'è l'idea ancora dell'imposizione del bianco sul nero, e questo è il retropensiero, no? Il nero deve ribellarsi al bianco, e questa è l'idea. Solo questo. Il Kosovo? E il Kosovo? 1. 2, e questa è bellissima, che si applica solo alle situazioni createsi successivamente al momento in cui vi è stato trattato, che ha deciso il principio di autodeterminazione. Quindi gli schiavi che erano schiavi prima rimangono schiavi, non se ne parla più. Cioè c'è una cesura tra la libertà e la schiavitù legata al tempo e al luogo e soprattutto alle decisioni, perché deve decidere chi può decidere, volsi così colà, ciò che si può e dove si vuole, più non dimandare. Qualcuno dice, mi ha detto prima, ma a me non piacciono le divisioni. Nemmeno a me piacciono le divisioni. Ma divisioni da chi? Allora, questa regione, perché ormai è diventata tale, la provincia non c'è più. Vi hanno spiegato che lo spreco italiano era legato alle province e alle regioni.
hanno cominciato a mettere in galera 4 furfantelli delle regioni e tutta la gente ha cominciato a pensare che lo spreco stia nelle regioni. Peccato che dei 2.168 miliardi di debito pubblico gli ultimi 100 siano stati creati negli ultimi 6 mesi e siano tutti legati all'amministrazione centrale dello Stato italiano. Allora, questa regione è diventata italiana come? Come è diventata italiana? Perché qua si dice non voglio essere diviso. Diviso da che? 1866, terza guerra cosiddetta di indipendenza. L'Italia prende 2 batoste, Custoza e Lissa. Dopo aver passato il Mincio gloriosamente e pomposamente, prende 2 batoste. Dopodiché, che fa? Però, siccome era alleata con la Prussia che ha bastonato gli austriaci a Sadova, ci mi spetta il Veneto. L'Austria, che ha, ripeto, sonoramente pestato gli italiani sia a Lissa che a Custoza, dice no, io il Veneto direttamente non mi degno a darlo, lo do alla Francia, che fa da mediatore. E Napoleone III, il quale deve tener fede a questa immagine che la Francia si è creata fasulla di protettore dei popoli, delle libertà, dice sì, però dovete fare referendum. Il plebiscito. Facciamo il plebiscito, se ne frega, facciamo pure il plebiscito. Intanto occupiamo, mettiamo i militari, le immagini di Vittorio Emanuele, come qualcuno ha notato, cominciamo anche già a dividere i seggi elettorali, quindi abbiamo già il diritto elettorato attivo e passivo, una sovranità di fatto, in una stanza oscura dell'hotel Europa Regina a Venezia ci passiamo già il Veneto per le tasche e nel frattempo facciamo il plebiscito. Sappiamo come è stato fatto, il plebiscito era una condizione giuridica, non è una fotografia di quello che c'era stato già. Il plebiscito era una condizione sine qua non del passaggio di sovranità. Poi c'è il principio di effettività, ma quelle sono le armi, è diverso. È stato fatto così, così siamo diventati italiani. E poi ci hanno portato nelle guerre coloniali, e poi nella prima guerra mondiale, e poi nella seconda guerra mondiale, si contano circa 19 guerre. E poi il boom economico è quasi quasi a merito dell'Italia, perché qualcuno dice, ma il Stato democratico ti ha consentito. Non mi hai consentito che? Eravamo nel patto atlantico, conoscete uno Stato all'interno del patto atlantico, al di qua della linea allora di ferro, che non abbia avuto uno sviluppo democratico? Ne conoscete uno? A chi dobbiamo? A De Gasperi, a Togliatti? Lo dobbiamo a noi, al nostro lavoro, al nostro retaggio secolare, quello che siamo diventati. Ed oggi stiamo per perdere tutto. Prima la memoria storica, poi l'identità e adesso l'autonomia. Si è scordato di dire, qui in questa sede, che vi è un depauperamento di competenze di circa 20 competenze esclusive delle regioni, circa 20, per cui non si sa quel Senato delle autonomie di che cosa, quando, come parlerà. Del nulla, perché l'autonomia sul nulla, non solo. Questo governo, oltre ad aver reintrodotto la clausola che gli altri chiamavano di salvaguardia, l'ha chiamata senza pudore di supremazia. Le parole contano in diritto, perché sia chiaro che si tratta di supremazia, perché io intervengo quando, come e dove voglio, a casa tua, quando voglio. Questo è il principio. Ora, francamente, io vi chiedo, siccome probabilmente ho sforato anche i tempi che mi sono stati richiesti, di fronte al provincialismo di un ministro italiano che non si degna di rispondere a un ministro bavarese perché dice rappresenta una regione e non uno Stato, un ministro bavarese che lo ha duramente criticato, e un ministro che vive in regioni dove quella cultura dell'autonomia, della responsabilità economica, di pensiero personale è fortissima, trova una persona, non voglio definire, che dice io a te non rispondo perché tu rappresenti una regione. Il Freistaat Bayern per lui è una regione che non ha alcuna importanza. Di fronte a questo, che cosa è la divisione? Norvegia, Danimarca, Finlandia, 5 milioni di abitanti. Abbiamo 21 miliardi di residuo fiscale. 4.000 euro a persona, compreso mio figlio di 6 anni, compresi i neonati, ogni anno, che regaliamo a un carrozzone che mantiene 4 regioni in mano alla criminalità organizzata. Che cosa vogliamo dividere? Che cosa c'è da difendere? Ditemi, aspetto qui a fermo, che ci sia qualcuno che intervenga e mi dica cosa c'è da difendere, senza retoriche. Non mi si parli di prima guerra mondiale, di Isonzo, di cose del genere, dove il massacro dei soldati è ingiustificabile.
mi dovete dare una ragione, ne aspetto una per la quale i veneti debbano ancora chiamarsi italiani.